Alfonso Gueli, regista della un'altra rappresentazione della compagnia Attori per Caso che ha messo su e che lavora ormai annualmente con delle rappresentazioni di pregio e questa volta propone piccoli trascurabili equivoci. Intanto un cenno su questa compagnia Attori per Caso che nasce proprio per caso, però di fatto si è anche abbastanza consolidata. Sì, la compagnia è nata appunto per caso nel 2011 all'interno del Lions Club Agrigento Host. Un nostro amico ha detto: ma dato che tu scrivi e hai pubblicato testi teatrali e rappresentati, perché non facciamo qualcosa anche dentro il Lions? All'inizio mi sembrava un'idea un po' assurda perché io conosco le difficoltà del fare teatro, però siamo andati avanti. La prima volta l'abbiamo fatto nel 2012 alla Posta Vecchia per beneficenza, ma per beneficenza è stato poi ogni anno. Però siccome la gente ha gradito, ci ha incoraggiato, allora questa esperienza è continuata ogni anno, tranne il periodo del Covid che abbiamo dovuto sospendere. E devo dire che abbiamo avuto un grande afflusso di pubblico, molti attestati, per cui abbiamo continuato. Siamo arrivati quest'anno alla 10ª commedia. Io sono autore più che regista, faccio il regista per necessità e proviamo a casa mia, cioè casa mia è trasformata in un palcoscenico, per mesi rimane così, insomma, entrano, escono, eccetera. E cosa ci raccontano questi piccoli trascurabili equivoci? Piccoli trascurabili equivoci è una commedia che si basa su due momenti. Un momento in cui i protagonisti parlano, è una coppia, i protagonisti sono una coppia con la madre di lei, rapporti conflittuali, e dall'altra parte del palcoscenico c'è l'opinione pubblica, cioè un numero di persone sedute intorno a un tavolo che potrebbe essere un circolo culturale, che dicono di occuparsi solo degli affari loro, che sono lì per parlare, per passare un po' di tempo e che non vanno pettegolezzi, invece si occupano soltanto dei fatti degli altri. Ecco, volevo mettere in evidenza questo aspetto che spesso determina situazioni non previste, perché la gente a volte, e a me è capitato anche personalmente in passato, non solo travisa quello che si dice e quello che succede, ma addirittura dice l'opposto. Quindi c'è questo continuo scambio fra situazione che si va svolgendo, anche con riferimento al passato, e situazione attuale di questi qua che dicono: ma guarda tu, ma torneranno insieme, ah sono tornati insieme, ah lo dicevo io. Insomma, è l'opinione pubblica, infatti la protagonista a un certo punto dice: già, voi siete l'opinione pubblica intoccabile, ma andate al diavolo, perché insomma entrano pesantemente nella vita delle persone. Questo penso che si verifichi tutti i giorni, in tutte le città, e ho voluto fare questa cosa un po' nuova rispetto alle commedie precedenti, cioè questo dualismo tra realtà e finzione, perché alla fine l'opinione pubblica molte volte vuole credere in certe cose a prescindere dalla verità, dalla realtà. E quindi dove e quando il pubblico può vedervi? Ecco, domenica 11 maggio alle 18 al Teatro Pirandello, posto unico, 10 euro il biglietto per beneficenza, ma già almeno 450 biglietti sono stati venduti, quindi insomma come ogni anno avremo un bel afflusso.